ULSS 4 e Veritas hanno siglato un innovativo protocollo di intesa per 2 anni in un progetto di inclusione sociale e welfare aziendale. È un protocollo che si occupa di poter da un lato inserire persone che hanno avuto problemi con disturbi alimentari, però sottoposte al controllo in questo caso proprio dell'USL, a dei percorsi di inserimento lavorativo, e dall'altra parte anche per avere noi un supporto e fornire quelle che sono ormai informazioni o addirittura supporti per chi lavora con noi già. È una collaborazione fondamentale perché ci permette di portare alcuni messaggi più facilmente nei luoghi di lavoro e di renderlo in qualche modo parte di quel welfare aziendale dove ad esempio Veritas si sta impegnando. Peraltro il tipo di collaborazione non è solo finalizzato alla prevenzione di quello che può essere il disagio legato all'alimentazione, ma permette anche di realizzare percorsi di riabilitazione attraverso inserimenti lavorativi o reinserimenti lavorativi. Nello specifico, Veritas distribuirà al proprio personale materiale informativo realizzato dall'ULSS 4 sulla corretta e sana alimentazione e sui disturbi del comportamento alimentare. Qualora venissero rilevate situazioni a rischio, sarà effettuata in forma riservata la valutazione clinica e l'eventuale presa in carico di persone affette da disturbi dell'alimentazione e della nutrizione.